ricette della tradizione sono quelle che conosciamo tutti, bene o male, se siamo appassionati di cucina, e sono quelle che ci tramandano la nostra famiglia, i nostri parenti, genitori, amici, e spesso non corrispondono pienamente a quella che troviamo come piatto tipico della regione tot tot. Ma questo perché c'è sempre un'influenza da parte di chi ce la dà, quindi da per esempio mia madre, mia nonna, mia zia, eccetera, eccetera. Quindi non vi meravigliate se in alcune ricette tradizionali può cambiare qualcosa. Per l'impasto delle nostre pizzelle con scarola e patate ci serviranno 160 grammi di farina, di cui metà 00 e metà Manitoba, 120 grammi di acqua, 3 grammi di lievito di birra secco, oppure ce ne mettiamo 9 di quello fresco, 10 grammi di sale. Per il ripieno delle nostre pizzelle ci serviranno 300 g di scarola lessata al dente, 200 g di patate, anche queste lessate, 4 filetti di acciuga sott'olio, 15 olive nere denocciolate in salamoia, 2 cucchiai di uvetta sultanina, un cucchiaio di pinoli, 100 g di scamorza, sale, uno spicchio d'aglio, olio evo, un cucchiaino di capperi dissalati, pecorino e, se volete, parmigiano grattugiato. Mettiamo nella nostra casseruola l'olio, sono all'incirca un 4 cucchiai, e lo spicchio d'aglio, e adesso lo facciamo imbiondire. Adesso, lontano dal fuoco, l'aglio si è imbiondito, aggiungiamo i filetti di acciughe o la pasta di acciughe, come nel mio caso. Ecco qui. Adesso aggiungo anche i pinoli, in modo che si tostano un poco. Riportiamo sul fuoco. Io levo l'aglio, ormai non serve più. Faccio tostare leggermente i nostri pinoli e poi aggiungo la scarola. Ho aggiunto anche le patate a tocchetti, un po' di sale, non esagerate perché ricordate che abbiamo messo l'acciuga. Adesso mettiamo le olive, e adesso possiamo aggiungere anche i nostri capperi. Dissalati. Ecco, se serve possiamo aggiungere un poco di acqua, ma non esagerate perché a noi serve asciutto questo ripieno. Possiamo aggiungere anche la nostra uvetta. Io non la metto ad ammollare, tanto adesso, mentre si insaporisce il tutto, la nostra uvetta si ammolla stesso nel nostro ripieno per le pizze. Ecco qui. Adesso lasciamola così, abbassiamo un po' la fiamma, facciamo asciugare tutto il liquido in eccesso e poi spegniamo e la facciamo raffreddare, perché nelle nostre pizze questo ripieno va freddo. Cominciamo col mettere l'acqua, il nostro lievito. Se il vostro è un lievito che si deve attivare, mettete un po' di zucchero o comunque seguite le istruzioni che ci sono
sulla bustina del vostro lievito. Ora ci mettiamo un cucchiaio abbondante della nostra farina che abbiamo miscelato, quindi delle 2 farine. Facciamo una sorta di pastello senza pensare più di tanto a sciogliere bene la nostra farina, basta che chiaramente sia ben amalgamata. E adesso lasciamo così coperto per una decina di minuti. Nel frattempo possiamo setacciare le nostre farine. Ora io setaccio le farine. Questo è importante per dargli aria, per renderle più lavorabili e anche per evitare eventuali impurità o dei grumi. Riprendiamo il nostro pastello e ci mettiamo dentro, diciamo che è un prefermento, se vogliamo essere proprio precisi, un po' alla volta la nostra farina che abbiamo setacciato. Adesso possiamo mettere anche i nostri 10 grammi di sale, mettiamoli nell'angolino così, inglobiamo. Adesso abbiamo messo tutta l'acqua, io mi sono lasciata un po' di farina da parte e passiamo sul piano di lavoro. Lavoriamocela bene, raccogliamoci tutto prima che indurisca e poi non lo possiamo più aggiungere, se no si sentiranno poi dei grumetti nella nostra pasta. Un poco di quella farina che mi ero conservata per aiutarmi a lavorare e a non unire altra farina. Mettiamo l'ultimo poco di farina che avevo messo da parte. Adesso facciamo un primo riposo di 10 minuti. Adesso sì che possiamo mettere un po' di farina, non molta, sotto il nostro impasto, in questo modo, e a riposo per una decina di minuti. Sono passati 10 minuti, adesso riprendiamo il nostro impasto che come vedete è molto più liscio, morbido, e ce lo lavoriamo. Io adesso metto sulla spianatoia un po' di olio Evo per non aggiungere altra farina e quindi aggiungerò quel cucchiaio d'olio che serve poi per lavorare e per mettere nella nostra ciotola per farlo lievitare. Ecco qui, ho messo l'olio e adesso mi lavoro il mio impasto. Diciamo che lo dobbiamo lavorare 3-4 minuti. Vedete, con l'olio non attacca e non aggiungiamo farina in più. Adesso dobbiamo fare un altro riposo di circa 5 minuti. In questo caso facciamo un'altra pallina, facciamo una pirlatura, ce lo copriamo e lo lasciamo così per 5 minuti. Il tempo di riposo nei nostri impasti fra una lavorazione e l'altra è molto importante.
ci rende l'impasto più morbido, più lavorabile e meno appiccicoso. Quindi quei 10-5 minuti di riposo a secondo l'impasto che stiamo facendo, questa puntatura, così si chiama, è molto importante. Vedete, già sta addirittura facendo le bolle. E adesso abbiamo la nostra ciotola che ho oleato con il nostro cucchiaino di olio Evo. Adesso copriamo con un canovaccio umido e mettiamo in un posto caldo e facciamo crescere fino al raddoppio. Sono passate 2 ore e mezza all'incirca, un po' di farina di semola rimacinata e adesso metto il mio impasto sul piano di lavoro molto delicatamente. Me lo lavoro ma senza esagerare, non lo voglio sgonfiare. Un altro po' di farina di semola macinata, prendo la bilancia guardate che belle bolle che siamo. Sono all'incirca 70 grammi l'una più o meno. Prendiamo le nostre palline, delicatamente ce li giriamo e le dobbiamo firlare un poco di farina al di sotto, così, un poco di farina al di sotto, ce le copriamo e le facciamo stare così per circa un'oretta. L'impasto riposato dopo un'ora. Adesso incomincio a mettere di lato queste, metto un po' di farina di semola rimacinata sul mio piano e me la incomincio ad allargare. Quando stendiamo il nostro impasto nella teglia o sul piano di lavoro e notiamo che questo impasto torna indietro, facciamolo riposare un poco, almeno per 10 minuti, lo copriamo con un panno senza problemi, in modo che non faccia crosticine, e poi lo continuiamo a stendere. Vedrete che sarà molto più facile. Queste qui che abbiamo di lato ci conviene coprirle con un panno in modo da non farle seccare. Ok, allarghiamocela bene e adesso ce la riempiamo. Incominciamo a mettere la nostra scarola e patate in questo modo, mettiamo un po' tutto, l'uvetta. Adesso ci mettiamo la scamorza e il formaggio. Nel frattempo io ho già acceso il forno a 250 gradi, metto la scamorza tagliata, vedete, molto sottile, il cucchiaino di pecorino e adesso chiudo, schiacciamo un poco, mettiamo farina di semola al di sotto e rigiriamola e adesso ce la poggiamo in una teglia
con al di sotto carta forno. Ecco qui, io l'appoggio nella teglia e adesso faccio le altre. Ecco qui. Ci mettiamo un filo d'olio in questo modo, 250 gradi per circa 10-15 minuti. Ecco qui le nostre pizze. A ricetta finita, buon appetito a tutti!